Questa puntata è dedicata al caso di Trieste e soprattutto ai 43 giorni in cui la città giuliana fu occupata dalle truppe di Tito. I 43 giorni iniziarono esattamente il 1° maggio 1945, quando ormai la guerra volgeva al termine in tutta Europa. Il primo filmato che vedremo ci porta a lavorare assieme alle squadre di vigili del fuoco, militari e volontari, per estrarre i cadaveri dalle foibe dell'entroterra triestino, dell'Istria e della Venezia Giulia. Foiba letteralmente significa fossa. È un tipo particolare di dolina, cioè una specie di avvallamento, sul cui fondo si trova un piccolo buco, una apertura che dà accesso ad una grotta che si sviluppa verticalmente fino a raggiungere profondità di centinaia di metri. È tipica del suolo carsico. Durante l'occupazione di Trieste e della Venezia Giulia, gli uomini dell'armata di Tito gettarono nelle foibe migliaia di italiani. Gli storici non concordano sul numero degli italiani uccisi in questo modo, comunque lo misurano in migliaia, alcuni in decine di migliaia. Manca un censimento degli italiani finiti nelle foibe, molte devono essere ancora aperte e i cadaveri riesumati. Gli uomini di Tito gettavano in queste fosse non solo i fascisti, il nemico di allora che aveva invaso la Jugoslavia causando tanti lutti alla popolazione delle terre occupate, ma gettavano anche gli antifascisti, i democratici, gli uomini della resistenza, i comunisti. Gli uomini di Tito si comportarono non come un esercito occupante, ma come padroni che volevano mettere ordine in casa propria, perché loro ritenevano Trieste casa propria, una città a suo tempo rubata dagli italiani. Gli italiani potevano finire assassinati e gettati nelle foibe per i motivi più futili, come portare una coccarda tricolore o essere un possibile o sospetto oppositore del regime di Tito. Alla fine del luglio 1945 gli inglesi scoprirono la foiba di Basovizza e accertarono che in questa sola foiba vi erano centinaia di metri cubi di resti umani. Un rapporto militare alleato descrive come gli uomini di Tito procedevano al massacro delle vittime. Gli italiani venivano spogliati e torturati, spesso subivano il taglio degli organi genitali. Talvolta venivano gettati nella fossa ancora vivi. Sull'orlo delle foibe vennero trovati pezzi di orecchi, di nasi e di altre parti del corpo umano, ma il fatto più grave è che nessuno è mai stato processato per questi massacri. Nessuno è stato mai condannato o ha mai pagato per questo crimine di guerra. Solo dopo 50 anni la magistratura italiana ha aperto dei procedimenti per arrivare alla individuazione dei responsabili.
Il 29 aprile nel nord Italia si combatteva. Numerosi reparti tedeschi resistevano agguerriti in Piemonte. Milano era in mano ai partigiani e Mussolini veniva appeso per i piedi in piazzale Loreto. Il 30 aprile a Trieste i partigiani del Comitato di Liberazione Nazionale avevano conquistato la stazione radio, avevano occupato le carceri e liberato i prigionieri politici. Il centro dell'interesse si spostava verso Trieste. Reparti di Tito a marce forzate puntavano a raggiungere subito la città, prima ancora di occupare il restante territorio della Venezia Giulia e dell'Istria. Reparti alleati marciavano dritti verso Trieste. Vinsero gli uomini di Tito. Alcune migliaia di jugoslavi, stanchi per la lunga marcia e male equipaggiati, occuparono Trieste alle 6 del mattino del 1 maggio 1945. Le truppe inglesi che erano alle porte di Trieste lasciarono entrare indisturbati gli uomini di Tito, come peraltro dimostra il filmato. Fiume e Pola furono occupate dai soldati jugoslavi il 4 maggio, Lubiana e Zagabria addirittura il 7 maggio. Per Tito era fondamentale occupare Trieste prima degli alleati e ci riuscì. I primi reparti alleati infatti giunsero alla periferia della città tra l'1 e il 2 maggio del 45. Appena entrati in città, gli jugoslavi disarmarono i partigiani e gli uomini del CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale Italiano, che non opposero resistenza, anche perché consideravano ancora i titini loro alleati. I 2500 tedeschi, invece, resistettero fino all'ultimo e si arresero soltanto alle truppe alleate, come documenta il cameraman inglese in questo filmato. Si arresero agli alleati sicuri che questo era l'unico modo per avere salva la vita. Vediamo ancora un filmato girato da un cameraman inglese il 1 maggio 1945. È l'inizio dei 43 giorni di Trieste, 43 giorni in cui Trieste non è più una città italiana, ma terra di nessuno, terra di conquista, preda di guerra. Ricordiamo che in seguito ad un'offensiva tedesca alcuni gruppi di partigiani italiani, soprattutto uomini della brigata Garibaldi, erano rimasti isolati e si erano ricongiunti ad est con gli uomini di Tito. Ebbene, Tito diede ordine a tutti gli italiani combattenti con gli jugoslavi di spostarsi su Lubiana. Così ebbe il campo libero dai partigiani italiani. Mentre il cameraman inglese girava queste immagini il 1 maggio, Radio Londra e Radio Belgrado davano l'annuncio dell'occupazione di Trieste.
Ma Tito in più alla radio annunciava testualmente l'imminentissima annessione alla patria jugoslava del litorale dell'Istria e del grande porto di Trieste. La reazione alla occupazione jugoslava della Venezia Giulia e dell'Istria fu vivace e spesso violenta nel resto d'Italia. Fin dal maggio del 1945 tutto il dopoguerra venne caratterizzato dalle manifestazioni politiche per Trieste. Quando ancora gli alleati e i titini combattevano contro i tedeschi, prima di arrivare a Trieste, Togliatti, che era il capo del Partito Comunista Italiano, inviò un messaggio ai lavoratori triestini in cui li invitava ad accogliere i soldati di Tito come liberatori. Nel messaggio Togliatti segnalava che bisognava preferire le truppe jugoslave a quelle alleate che provenivano dai paesi capitalistici. A Roma una folla di manifestanti il 4 maggio del 1945 si recò a protestare sotto la sede del Partito Comunista. I comunisti, d'altro canto, si mobilitarono in difesa della loro sede. Un cameraman americano documentò i fatti con la sua cinepresa. Il 2 maggio i titini tolsero la bandiera italiana dalla prefettura, arrestarono 6 esponenti del CLN e occuparono tutti gli edifici pubblici, tranne quello del Lloyd, la famosa compagnia di assicurazioni in cui si era insediato il generale neozelandese Bernard Freyberg.
Per un paradosso della storia, a Trieste gli alleati furono rappresentati dai soldati che venivano dal paese più lontano, dagli antipodi, dalla Nuova Zelanda. Questo filmato è stato girato da un cameraman americano il 5 maggio 1945. Il governo militare alleato non si insediò a Trieste e non fece rientrare la città sotto la sua amministrazione. In una guerra il possesso di un territorio costituisce i 9/10 della legge. Tito, in questi primi giorni del maggio 45, afferma il suo diritto ad occupare Trieste e la Venezia Giulia perché ci è arrivato per primo, o comunque gli è stato consentito di arrivare per primo. Ma i suoi uomini si mobilitano soprattutto a Trieste per coinvolgere la popolazione e trasformare il volto della città. Il 3 maggio un proclama affisso su tutti i muri invita gli uomini dai 16 ai 60 anni ad arruolarsi nell'esercito jugoslavo. I triestini chiudono finestre e porte e molti si nascondono. I titini prendono di mira sia i fascisti che gli antifascisti. Il principale esponente del Partito Socialista viene arrestato assieme a 6 membri del Comitato di Liberazione Nazionale. Viene imposto a tutta la città di spostare gli orologi di un'ora per avere lo stesso orario del resto della Jugoslavia. Il cameraman americano ha girato questo filmato il 6 maggio 1945.
Ancora un documento filmato molto breve, uno spezzone girato sempre il 6 maggio 1945. Vedremo gli operai italiani di una fabbrica manifestare per le vie di Trieste a favore dell'annessione della città alla Jugoslavia. Una delle conseguenze della spaccatura nella sinistra italiana fu che alcune migliaia di operai si convinsero a trasferirsi in Jugoslavia per vivere finalmente in un paese del socialismo reale. Dopo qualche anno, molti di essi finirono nei campi di concentramento di Tito. Il prossimo filmato è stato girato il 15 maggio 1945. Per giorni il generale Alexander, il comandante inglese, ha discusso inutilmente con Tito la questione di Trieste. Tito ha creato in città un comitato esecutivo antifascista italo-sloveno che però dipende completamente dalle autorità jugoslave. Gli arresti proseguono a migliaia, ma i titini cominciano a capire che la resistenza dei triestini è più forte di quanto loro si aspettavano. Da un lato, Tito sembra avere una linea più morbida, promette una Trieste autonoma in seno alla Jugoslavia federativa e democratica, fa togliere la bandiera jugoslava dal municipio e mettere al suo posto quella della città. Ma dall'altro lato le violenze dei titini in città continuano. I cameraman inglesi scrivono nei rapporti che accompagnano le loro pellicole: è molto difficile effettuare riprese in città per la palese ostilità dei titini, ci impediscono di fare riprese, ci minacciano con le armi ed esiste un reale pericolo per l'incolumità fisica. Il 17 maggio 1945 il generale Alexander, comandante inglese, comunica in un rapporto agli alleati: il comportamento degli jugoslavi in Venezia Giulia provoca un'impressione molto sfavorevole sulle truppe alleate. I nostri uomini sono costretti ad essere spettatori passivi di azioni che offendono il loro tradizionale senso di giustizia. Il 21 maggio, per rabbonire i triestini, Tito fa arrivare in città i partigiani italiani che avevano combattuto con lui. Li fa sfilare, ma i triestini non partecipano. I titini allora organizzano numerose manifestazioni di piazza per far credere agli alleati che esiste una evidente inclinazione del popolo di Trieste verso la Jugoslavia. A Trieste la situazione si aggrava, i neozelandesi si muovono per la città come se fossero solo ospiti dei titini. I triestini hanno fame. Il 27 maggio un cameraman americano documenta una scena singolare. I cittadini di Trieste fanno la fila per ottenere un pezzo di osso con poca carne che dovrà bastare per una famiglia. Il dettaglio che vedrete a un certo punto nel filmato mostra un pezzo di carne di cavallo con ossa ed è la razione per 5 persone. Il prossimo filmato è stato girato da un operatore americano il 28 maggio 1945. Gli italiani di Trieste cominciano ad avere la sensazione di vivere in una città che
che è diventata soltanto una pedina nel grande gioco internazionale condotto dalla Russia, dall'America e dall'Inghilterra. La volontà della popolazione non conta più nulla in questo grande scacchiere internazionale. La sorte di Trieste viene decisa fuori dalla città, lontano dalla città. I triestini sono sempre alle prese con il problema delle esecuzioni sommarie e della fame. Il Papa invia un'autocolonna di aiuti alimentari che arriva in città il 20 maggio. Il 9 giugno 1945 a Belgrado gli inglesi e gli jugoslavi firmano un compromesso che sancisce la divisione in zona A e zona B dei territori contesi. Trieste rientra nella zona A, che è posta sotto il controllo alleato. Il 10 giugno, in seguito a questo accordo, gli uomini armati di Tito cominciano ad abbandonare le loro posizioni. Puntuale, un cameraman americano riprende alcuni episodi. Il 12 giugno gli ultimi soldati di Tito lasciano Trieste, che passa così sotto il controllo alleato. I 43 giorni di incubo sono finiti. La gente festeggia nelle strade, ma per Trieste la guerra non si è conclusa. L'incertezza e la tensione continuano in un precario dopoguerra. Anche se i triestini cercano di cancellare i segni lasciati dai titini, la pressione della Jugoslavia per annettersi Trieste è molto forte. Tito continua a far affluire in città migliaia di slavi e tenta di farli iscrivere all'anagrafe cittadina per farli diventare triestini e cambiare così la maggioranza etnica della città.
che il prossimo filmato è stato girato da un cameraman americano e ci porta a Trieste nel 1947, nel lungo e incerto dopoguerra in cui la città oscillava tra Oriente e Occidente, contesa fra due mondi opposti e contrapposti. Trieste è stata una città marginale nei grandi eventi della Seconda Guerra Mondiale, però da Trieste e dai triestini tutti abbiamo qualcosa da imparare, perché lì le grandi illusioni sulla storia e sulla politica sono cadute prima che altrove. La crisi del socialismo reale, dei grandi sistemi che progettavano di riformare il mondo, a Trieste era già un'esperienza immediata e diretta, quando altrove in Italia si continuava a credere ai grandi modelli, agli stati guida, ai sistemi e alle ideologie che avrebbero salvato il mondo, come ha scritto Claudio Magris. Siamo a Trieste assieme al cameraman americano il 30 aprile e il 1 maggio 1947. Le grandi ideologie, con le promesse di salvezza e i futuri radiosi, continuano a percorrere la città con sfilate e cortei. Trieste, in realtà, vive una crisi che anticipa quella che più tardi investirà la coscienza di tanti italiani e di tanti europei. Abbiamo, in conclusione di questo primo lavoro su Trieste, ancora un filmato girato nel 1947, in cui vedremo numerose persone, soprattutto donne, che cercano di procurarsi alimenti in mercatini improvvisati su barche ormeggiate. La città non si è ancora ripresa dai colpi della guerra e dai contraccolpi del dopoguerra. Vogliamo solo sottolinearvi l'atmosfera un po' triste e diciamo rassegnata che questo filmato comunica. Mentre lo vediamo assieme, ricordiamo alcune date importanti nella questione triestina. L'8 settembre 1953, cioè 6 anni dopo la data di questo filmato, i governi statunitense e britannico, constatato il deterioramento delle relazioni tra Italia e Jugoslavia, decidono di porre termine al governo militare alleato e di affidare all'Italia l'amministrazione della zona A, tenuto conto del suo carattere eminentemente italiano. Nella zona A rientrava appunto Trieste. Un anno dopo, il 2 febbraio 1954, a Londra si svolgono le trattative tra jugoslavi, inglesi, americani e italiani. Trieste torna all'Italia. La zona B diventa ufficialmente jugoslava il 26 ottobre 1954. La situazione viene resa definitiva molti anni dopo, nel 1975 con il Trattato di Osimo.
Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome